Bene, siamo qui in via Pascolò, a Valle di Chioggia, qui abbiamo il geometra convento, anima storica qua della frazione, è stato anche assessore durante un'amministrazione che preferiamo dimenticare, ma parlando di amministrazioni ci sembra che c'è questa, passami il termine, genialiata dell'amministrazione Armelao di chiudere la strada perché appunto durante il periodo estivo passano tanti diciamo, turisti, quindi la frazione si ingolfa un po', ma mi sembra che il taccone sia peggio del buco. Certo, hanno creato una situazione che secondo me ha dell'incredibile, perché non è possibile che si vada a precludere 200 metri di strada, perché stiamo parlando di 200 metri di strada dall'inizio della strettoia, dove c'è la strettoia qua, fino a finito l'abitato. Praticamente hanno privilegiato 6 famiglie, 6 bifamiliari, perché queste negli anni si sono appropriati di area demaniale che è del consorzio di bonifica, non hanno mai contestato, il comune non ha mai contestato la possibilità di allargare, di continuare il prolungamento dell'allargamento della strada fatto ancora nel 2008-2009, e perciò hanno precluso, utilizzato una parte di quell'area che è area demaniale per farsi i giardini delle case. Quindi basterebbe ripristinare la strada, sarebbe finita. Ripristinare la strada e magari dalla parte verso sud prolungare con la pista ciclabile che è già stata interrotta là in fondo, portarla fino a vicino alle scuole, così anche per i bambini siano in sicurezza, e il problema andrebbe risolto. Se dopo la volontà dell'amministrazione è quella di dire che i turisti non devono passare su questi 200 metri di strada, beh, allora basta mettere anche una telecamera e precludere il passaggio ai turisti e ai non residenti. Ma noi che abitiamo in frazione, che abbiamo delle attività, anche quelle agricole, in cui abbiamo bisogno di passare in questa strada per accedere ai terreni, in quanto il ponte delle Trezze è appena restaurato, però non ha la portata per sopportare traffico pesante. Il ponte della Pioppa, anche quello è molto limitato come portata. Era rimasta questa strada per poter accedere anche con macchine che hanno un certo peso, mietitrebbie, trattori, rimorchi, per la lavorazione agricola dei terreni. Perciò secondo me quello che è stato fatto è un qualcosa di incredibile e senza senso. Perciò ritengo che l'amministrazione dovrebbe ripensare questa cosa, modificare questa benedetta ordinanza e dare la possibilità ai residenti del paese di fare il doppio senso in questo tratto di strada. Basta ripristinare a un certo punto, perché no, il demanio vero non è mai per usucapione, giusto? Il demanio non è mai per usucapione, perciò questo tratto di strada dove è ridotta la careggiata non è altro che un'area che è stata tombinata dal consorzio di bonifica ancora nei primi anni 2000. Poi cosa è successo? I frontisti, che non avevano l'accesso dei garage da questa parte, perché gli accessi erano dall'altra parte all'interno, si sono appropriati dell'area per fare i giardini. Perciò ritengo è un illecito. È un illecito. E nessuno ha detto niente. E nessuno ha detto niente. L'amministrazione il sindaco deve mettersi veramente la fascia qua, venire qua e dire: no signori, sta area va nella disponibilità del comune per fare l'allargamento della viabilità. Si può fare anche qualche selfie con l'occasione, si fa qualche selfie così è contento. Questo è quello che posso dire io. Dopo, per carità, lui è il sindaco, fa quello che vuole, gestisce il territorio come che vuole, ma non mi sembra che sia legittimo, per privilegiare 6 bifamiliari, i giardini di 6 bifamiliari, andare a penalizzare i 2000 abitanti della frazione. Ecco, questo è quello che io penso. Dopo, per carità, non sono nell'amministrazione, non ho potere decisionale, ma secondo me mi sembra una grande cavolata. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, e il sabato anche su appuntamento.